Come stai, so? Oh, bia dell'ore cos'è stornas. Mi se sta manchias. Vi sono passati bene le vacanze. Io c'è tanti robis bielis di contaus. Vigli! Vigli! Passa qua! Ven qua a salutare anche tu i frus di chiase. Vigli! Ma alle colate in tensione profonda, come sempre. O varai di giuntà anche lui sui libri di scuole tra le bestis che vanno in letarg. C'è diseso, frus. Ieri va della giornata, Masarino le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parecchi amis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tutto più niente gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta ferti alla mamma, tutto più niente gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta ferti alla mamma, e non sta là lontan, sta ferti alla mamma. Io din qui che non scrivo. Mandi Daria o soi Marie. Mi conti tu qualche curiosità sulle besties che vanno in letarg e su c'è che succede quando vanno in letarg? Mandi Marie. O pensi che per rispondere bene a queste domande o potresti fare un giro insieme te nature. Scomincin dal bosco di Fusine. Io adesso che l'ors laiù, dai 6 mesi dal sole targ, il socur, i bat più lent, ascoltate. E così anche il suo metabolismo è più lento. Consumando le scorte di grasso, non ha più di bisogno né di bevi né di mangiare. Sapete quale che è la bestia che si può smeritare la medaglia dall'animale più dormion? Ti duchi dormions? No, non è vigli. La bestia più dormione è la glir. Pensate che è buona di stare in letarg da metà dal mese di ottobre fin al mese di mai, dunque più di tutti. Gli marmottis e i ricci non ingrumin gli scortis come che fanno altri besties, ma a mangi fino a ingrumare grasso per quando arriverà il letarg. Mi par che chi, anche qualchidun altri, al mangiare di avonde, no, mo frus. Ma no dome i mammifers vanno in letarg, anche i reti. Sì, sicuro. Quai? Beh, par cognossi o podin là pepe de montane. Tallat di chiavac. O podin chiatà la copasse, il crot, la save,
La lisierte e che ho podinchiatale anche tal giardin di chiase nestre e gli è da perdut. Questi animali, di lung dall'invier, si plati in so dal pantan, in tai sueis di aghe o d'ogne de aghe, fin a vierte, fin quando arriverà plui cliput, e così non è pericolo che si glacedin. Frus e altris, cognoseso altris bestis che van in letarg. Voleso fammi domandis su altris argoments coves tante curiositat, o voleso fa une dediche. Mandait a maman, caiut, sportel furlan, pont e u. O mandait un WhatsApp al numero 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. Volea Rai Dut in trasmissione. Fasin un giuc. Chialait la sacume di queste bestie e indovinait in 10 seconds il suo nome par furlan. Queste bestie si chiamano dunque A. Cunin, B. Glir, C. Sghirat, D. Pantiane, la bestia che vi ho desta queste immagini, par furlan, si chiama Sghirat. Chialait queste immagini, cumò, e provait a capire di cui che si tratta. Si tratta di A. Une volpe, B. Di un love, C. Di un chian, D. Di un purcit. L'animal che vi ho desta queste immagini è un love. Il tac è una bestia notturne che passa tutta la giornata a dormire. Qual è il tac tra questi besties? Velo il tac, proprio d'ogni da lors. Me cusine e gli bette, nessun gli pette, gli e ul cognossi dut, e cirgnovis da pardut, par ascoltale, io soi pronte, coi sauece che non sconte. Mandi bette, o soi Daria, c'è mut stas tu? Oh, non tutti fasi mai sentì, eh? Torsione che non tu sei altri. Oh, mandi Daria, perdonimi, tu hai ragione. È stato un istat plen di viaspa al marimont. Oh, sto bene. Mi sono tan divertite e rilassate. Tu? Io bene, grazie. Sas tu, hai scoperto con i frus di chiase gli animali dal bosco e no dome dal bosco che vanno in letarg. E ho imparato che c'è tanti robe nuove su di loro. Oh, c'è bello. Ma c'è bello. Sapevi tu che anche i surisins vanno in letarg? Orpo. Daria. Daria. Ti sei sto indormedita? Ma c'è, là se sta, alle vigli, il solito dormion. O so da ora pensare che anche lui al sedi una bestia che va in letarg. Al poesie si dot.
Sas tu, tagliò torgeona, o hai scoperto che non dome gli bestis avan in letarg, ma ben anche gli plantis. Disi stu parda bon. Assicur, son plantis perennis, che di lunga l'inviera in tardi in ogni attività funzionale. E a polsi, e par polsa andive poche aghe, poco a poco. L'assorbimento des lidris al rallente e la planta va in letarg. Sigur che tu conosci qualchidune di questis? Provin a viodi. La lavande, il sclopon, l'oleandri, la stelle alpine o stelle di monte, la ierbe dai prati. C'è? La ierbe, ma su, dai, ma Sicuro. E lo han scoperto di poco. La ierbe è cresce anche tal freddo e tal scuro. Ma quando ha finito le sue sostanze nutritive, la crescita si ferma, fin quando non torna il sorelli biel, chialt, de vierte. E si dismuove. c'ero bononis che tu mi contis. Oh, troppi sconvin imparadis, vere? Ogni mese si fa la luna, ogni dì si impara una. Grazionis, bete, oviot l'ora di tornare a di te. Quando che tu, Daria, mamma. Pue o l'invie, lì di Martina in fattorie. Met une barette. E chiol une borsette. Come frus e tacche. Tante musiche con sacche e buracche. Mandi frus, mandi a duc de bande di Martina e bimignus a sacche buracche. O so che prepari la me canoe parlata al flum, ma è una fadura anche mo prima è entrata laghe. La in canoe è una mia grande passione, ma la passione più grande sono gli sfilainis. E voi usconti une che si chiama così, il CAI. Ma vi ho detto la nostra amica Nicole, c'è mucca chiante che ste filaine. Dai, clamille. Nicole! Nicole! Mandi Frus, come usconti une storiutte di une besteutte con le chiasutte? Cai, fassi quars, doi a mi, doi a ti, c'è che arreste la seli. Cai, maracai, tire fuori quars, salte fuori di lì, se no ti coparai. Cai, fassi quars, doi a mi, doi a ti, c'è che arreste la seli. Cai, maracai, tire fuori quart, salte fuori di lì, se no ti coparai. Mamma Frus. Bravissime Nicole, proprio brave. Ma vi ho d'incumo la calelata il nostro amico DJ Tubet. Dai, clamillo. DJ Tubet! DJ Tubet!
O soi kinkiste biele plane, parla a Cais. Venit con me, dai. Cai, passi quarts, doi a mi, doi a ti. Ce care stelasse lì, ce care stelasse lì. Cai, passi quarts, doi a mi, doi a ti. Ce care stelasse lì, ce care stelasse lì. Cai, maracai, tire fuori quarts. Salte fuori di lì, se no ti coparai. Cai, maracai, tire fuori quarts. Salte fuori di lì, se no ti coparai. Cai, maracai, tire fuori quarts. Salte fuori di lì, se no ti coparai. Cai, maracai, tire fuori quarts. Salte fuori di lì, se no ti coparai. Cai, passi quarts, doi a mi, doi a ti. Ce care stelasse lì, ce care stelasse lì. Cai, passi quarts, doi a mi, doi a ti. Ce care stelasse lì, ce care stelasse lì. Cai, passi quarts, doi a mi, doi a ti. Ce care stelasse lì, ce care stelasse lì. Cai, passi quarts, doi a mi, doi a ti. Ce care stelasse lì, ce care stelasse lì. Bravo DJ Tubet, brave vonde. Ma io o di là io per flum con la mia canoe. Prus, anche per voi, sta che buracche è finite. Si vede alle prossime, una bustadone di Martina. Mandi! Frus, com'ò? Alta che ghiti! Se soprons par divertissi con stelle, ghiti e i loro amici. O spietin anche su www.ghiti.it in un mondo di giochi, letturis e videos. La giornata dagli animali. Sasto che in corte è la giornata mondiale degli animali? E tu la ise la metorte, non le viot. C'è torte? Anche io sono un animale e anche la me fieste. No, ma di tutti gli animali, no? Tante mil par plaisir, al mancul 3 kilos, gracis. Un regal per tutti. Ma ise par da bon la giornata mondiale degli animali? Sì, di tutti. E se hai al di fa un regalo a tutti gli animali? Ben po', a sares nini. E ci si regali alla un mussat? Ma parce fasis tu lo findut, com'ò tu, figli? Ah, ma non sta preoccupati. Sicur che tu sei tu l'animal che si merita la medaglia dall'animal più dormion di tutti i dormion, sì. Ma non sta crodica al sé di un motivo di bravura, eh?
Sono c'è tanti bestis e planti che vanno letarg che non tutti spieti neanche, io sono sicura. C'è tanti robi che si possono imparare a questo mondo, vedi? E io sono sicura che quest'anno ho imparato c'è tanti robi nuovi. C'è? Anche il cai al va in letarg. Ma c'è molto fasi sto a savelo tu, eh? Qui sa c'è che non splate. Mamma, fruz. Dove Isa la sverina? Becca la sverina. Ma sono già 7 miege? Ma non mi ha suonato! Oh, risante! Vuoi dire a scuola? Sa che le scarpe... E libri di Furlan! Corriere! Corriere! Autist! Autist! Spiedimi! No! Perduto la corriere! Tocchi la piduline! Mi arriva un'email, io in cui che non scrivo. Mandi Daria, o ai non Francesco e io sono un'appassionata di lingue furlane. Mi piace tanto giocare con lessic. Ogni tanto mio nonno mi domanda, sai tu c'è molto che si dice par furlan? Permettimi a prove. Mi piacerebbe però maravealu tal di per aulis novis o tal saber alchin plui di lui. Mi aiuteresti tu? Mandi Francesco, sicuro, ti aiuti ben io a fare belle figure con tuo nonno. Stan che usplas un'evore giuia con la nostre belle lingue, ven con me a scuole che ho imparato tanti nons news. Ma di dove entrino a scuole? La soluzione è tal verbo. Entrade par entrà, formate di questi due parti grandononis. Ma delle entrate si può anche sì. Attenzione però, entrà all'uldi là dentro, sì all'uldi là fur. No, sì, ma sì, con l'accento doppio finale. Come così entras, anin in aule con la maestra e gli altri sarlevs. Che il chi a lei il gnoru sac, lì che ottengo dentro i miei libris, il quaderno, gli spenis par scrivi e il mio diario. Russac è un neperaule di divinince todestie. Di fatto, par todesc si dice rucksack. Anin a sentarsi. Quest è il mio bank. Che il demestre invece è più grande, ma no, non si chiama bancon, ma ben cattedre. Ma c'è doprino par scrivi? La risposta è parsole dal mio bank. Beh no, ho doprin 3 robis. La penna, il lapis e il quaderno. Ovest di sapere che anche par spagnolo lapis si dice lapis, si scrive
lapis e si pronuncia lapis, compagno. Attenzione, che quader non si ha di scriverlo con la lettera Q, ma ben con la lettera K. Per Furlan, la lettera Q si le dopre dome per scrivere noms di divinince foreste come quiz o per scrivere noms di luoghi storici come Aquilea o San Quarin. Mi raccomandi che est al val dome per lenghe furlane. La lettera Q per italiano si le dopre normal come covessi imparare. E per studiare e imparare c'è doprino. Braus, i libri che là dentro le lezioni de materie. Ma qual è la vostra materia preferita? Per sicuro, la mia materia preferita è il furlan. E come scusate, ho di la saus, perché scomincia la mia lezione di furlan. A dopo. Volevo farmi domande su altri argomenti che avete tante curiosità? O volevo fare una dedica? Mandai a mamma che aiut sportel furlan .eu o mandai un WhatsApp al numero 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. Volerai tutto in trasmissione. Fasin un gioco. Stai ben attenti, fruz, al gioco di UE. Us darai qualche definizione e chialam queste immagini o varesti di indovinare l'oggetto che sto chiacchierando. Imprest per scrivi, ma soredut per disegnare, fatto di une bacchettute di legno con tune anime di graffite. La risposta giusta agliere il lapis. Quadre con un telar di legno montate su un pedal metallic o picchiate al muro e doprate tesquelis per scrivi col gesso. La risposta giusta è ieri la lavagna. In tesquelis, taulingli che si sentono insegnanti. La risposta giusta è ieri la cattedra. Libro di suoi di chiarte dove che si scrive a man, doprat massime a scuole. La risposta giusta è ieri il quaderno. Se ho conti fin a 10, sicuro che tornino i miei amici per imparare di lungo da lan con l'inglese e col furlan. Frus, o sono venute a Chioli a scuola Max e Leo. Ciao Daria! Hello, Daria. Mandi amici. Ma qui al manche alc. Max, tu l'hai il tuo site di scuole? Oh no, my school bag! Ho di vela stati il sacco a scuole. Anina Cirilu. Qui che lucchiate per prim, i doi une biele, fette di torte. Yuppie! Ready, set, go!
Queste è la palestra. This is the gym. Is your school bag behind the door? No, non le da urde poarte. Queste è la aule. This is the classroom. Is your school bag under the desk? No, non le so dal bank. Questo è il giardino. This is the playground. Is your school bag next to the slide? No, non le donghe dal sbris. Questa è la mensa. This is the lunchroom. Is your school bag on the table? No, non le sulle tavole. Questo è il corridoio. This is the hallway. Is your school bag in the locker? Iufufui, sì, ale tarar marutu, lu a schiatar Leo! Spectacol! C'è? Vabbè, fette di torte, gracis. Ah, benon! Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo plen di magie, di amis e fantasie. Filastrocchie scritte de classe quarte de scuole primarie Maria Forte di Ville di Buie, anno scolastic 2016-2017. A scuole ogni dì si viodin e con tanti amici si chiatin. Insieme alle biel gioia e un po' anche studià. Qualchidun al rive de Romanie, cui de Polonie e de Albanie. Une mari dal Messic nus insegne une balade e ogni tanta e mestre istiampe une berghelade. A scuole al sta il frut cal rive sbuffant e quel calientre chiantant. Il color de piel non l'impuarte, parce che duc a passin penestre puarte. In classe si ven par lavorà, ma ottignin anche cui cal ven par sossedà. Se ogni tanto baruffin, dopo si mettin a resonà e tutti insieme o tornin a gioia. O quartin differenze chiavs, gusti a scuole e parchest inquintrassi e je la robe più biele. Frus, com'ò? Alta che ghiti! Se soprons par divertissi con stelle, ghiti e i loro amici. O spietin anche su www.ghiti.it in un mondo di giochi, letturis e videos. A scuole. La mia scuola mi plasone. Ci ti piace al tant? Mi piace l'odore dal gesso, dai quaderni. De merende, dai panings. Gli scarti geografici, i libri.
Tutti robis che non si mangi. Anin a studiare. Ors, sei tu mai stato in una classe? Sigur, tes classi si mette il mangià, no mo? No, lì si studia e sai tu che sono i materiali di studi? Hai di mangià che aiuta a studiare migliore. No, Ors, sono i libri, i quaderni, i lapis e che non si mangi mica. Vebo, perché uno ha la poche voglia di studiare. Frus, ma sentiso anche altri che rumore. Ma forse si sale indormidit qualchidun in aule. Mi par di cognossi lo che mood di roncea. Oh, figli, ma mi ha sto per caso venuto da ur? Oh, Nini. E se tu per caso stata anche attenta di lunghe lezioni? Viodi, per esempio, fasimi viodi, quale ise la lavagna? Bravo! Come ovvio din, qual isa il banco? Bravo! Allora vuol dire che tu sei stato attento di lunghe lezioni. Ma... bene. E come figli? E è finita la scuola e è ora di tornare a casa. Ani. No. No, figli. Ven fur di lì. Non sta a fare solo il poltron. Come a casa tu vas a scuola stos chatis? Fruits. Come compito per chiase o hai di studiare il rettangolo e le sue caratteristiche. Allora, il rettangolo ha una forma geometrica con 4 lati e che sono tutti compagni. No. Quella è il quadrato. Allora, la i 4 cantoni che a misura 180 gradi. No, 90? Sì. Allora, ha 2 diagonali, una più lunga di che altre. Oh no? No, che ja sono i lati. Dopo la base, per altezze, divido 2 e l'area. No, che forse te dal triangolo. Il perimetro si lo misura facendo lato per 4. No, al quadrato. Oh, c'è confusione, Frus.
non si arriva da un'email, vi ho detto qui che non scrivi. Mandi Daria, o soi Roberto di Codroip. O volevi dome diti che anche io queste settimane ovarai l'interrogazione di geometrie sul rettangolo. Podino studiare insieme. Mandi Roberto. Oh, c'è bien le proposte che tu mi fasi. Volentieri, sicuro. O podin studiare insieme coi materiali che vin a chiesa. Ce pensi tu? O ves di sapere, Frus, che il rettangolo è un evore presente in te nostre vite, o può dare sviodi anche con i vostri svoi. Di fatto, rettangolare è il mio scrittorio, rettangolare è il quadri che è picchiato da di me, oppure il mio tablet, il suoi di chiarte, i libri, i quaderni. Vi ho detto insieme queste figure. Il rettangolo ha una forma geometrica con 4 lati. 1, 2, 3 e 4. Il lato parsore ha la stessa lunghezza di quel sotto e il lato a mandrete ha la stessa lunghezza di quel a manciampe. Il rettangolo ha anche 4 cantoni che sono 2 compagni. 1, 2, 3 e 4. A misura 90 gradi. Dunque, sono angoli retti. Provin come invece a studiare il rettangolo con un suoi di chiarte. Il rettangolo ha 2 diagonali che sono compagni. 1 e 2. Il rettangolo ha una forma che può scambiare. Per esempio, può essere lungo, come una trave o una strada, oppure alto non anche un condominio, oppure un campanile. Può essere piccolo anche il mio telefono o un biscotto. Se io tiro una linea di un cantone a di che latri dal rettangolo, si formano 2 triangoli, 1 e 2. Questi 2 triangoli hanno un cantone che misura 90 gradi, dunque è un angolo retto. I 2 triangoli che si vengono a formare si chiamano triangoli rettangoli. Ma mi pare che come sei pronte. E tu, Roberto? E tu altri sfrusco stessa chiase? Volevo farmi domande su altri argomenti che avessi tante curiosità? O volevo fare una dedica? Mandai a mamma caiut sportel furlan pont e u o mandai un WhatsApp al numero 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. Volerai tutto in trasmissione. Fasin un gioco. Come ovesi di dimostrare di esistere satens di lunghe puntate. Tros la saial, il rettangolo. A 3, B 4, C 5. Questa era facile, sedi per i frus grandi, sedi perché i più piccoli. I las dal rettangolo a son
4. Continui per furlan insieme. 1, 2, 3, 4. Perfetto. Ma sono compagns o non sono compagns? No, bravs, i las dal rettangolo non sono due compagni come quelli dal quadrato, ma misure compagnis, a due a due. Come è più difficile per i frus più grandi? Tros gras misurino i 4 cantoni dal rettangolo. I 4 cantoni dal rettangolo a misuri 90 gras e dunque sono due compagni. Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo pieno di magie, di amici e fantasie. La lune stracche. Conte chiavade di Il tesaur de letterature pai fruz. Edizione Art Graficis Furlanis e Clappe Cultural di Aquilee. Ogni sera, se non è null, la lune è fasci il gir dal mondo. Sul prim e sbrisse vie pal cil come ne barchiute liggerute e si dice che ietta al prim quart. Un po' par volte e chiappe gusta la spas di gnot, tal seren, e così si ingrassa e si sglonfe finché diventa taronde e con la muse di ridi. Ma a fuarce di cori e di rondolassi si frue e torna a diventare miege e poi un quart, e poi sempre più sottile finché i tocchi di sta chiase per rimettisi per un po' di dis. Ma a fa il gir dal monte in tunegnot si ha distraccarsi un'evore. Così la lune, quanche rive parzore di qualche montagne, si poi giù un po' sulla picche e là e polse un momento per farsi passare la stracche. Perché, vie pegnot, si leviò mo sul Mataiur, mo sul Quarnan o sulla Monchianine o sulla Mariane, che sta ferme un marilamp, e poi e torna a chiappare la sua strade. Pue o l'invie. Lì di Martina in fattorie. Met une barette. E chiol une borsette. Come frus e tacche. Tante musiche con sacche buracche. Mandi frus, mandi a duc de bande di Martina e benvenuti a Sacche Buracche. Voi di presentaus dalis besteutis propite bielis. Chi ondaiune, ma viodin troscasson. Vieni con me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gli besteutis son una mia grande passione. Ma la passione più grande sono gli sfilainis e propite une scomincia con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma vi dico, la nostra mia Nicole c'è molto conte chi ste filaine con la sua chitarra. Nicole! Nicole! Mandi frus, sapeis o contà? Contigli insieme. Un, 2, 3, 4, 5,
6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bambinute ven con me. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bambinute ven con me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bambinute ven con me. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bambinute ven con me. Mamma, un frus! Brave Nicole, proprio te brave. Ma vi din come il nesti di J2Bet cerca il combine col suo rap. E benvenuti a questa nuova puntata di Sacche Buracche, Chita Laghe, Talcornap, ascolta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bambinute ven con me. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bambinute ven con me. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bambinute ven con me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un, due, tre, DJ2Bet, il re del rap. Per voi, Sacche Buracche è finite. Si vede la prossima volta, une bussate di Martina. Mandi! Frus, come alta che ghiti! Se soprons par divertirsi con stelle, ghiti e i loro amici. O spietin anche su www.ghiti.it in un mondo di giochi, letturis e videos. Bonbon o schercion? Ors, perché sei stabilit? O hai fatto bonbon o schercion a Halloween? E c'è isa succeduto? Ben po', di da urde puarte mi han dit schercion. E tu, già sto fatto? Io non conosco scherzi di fa. Al ven su il tempo.
Usniot, e è venuto io tante di che bloe e c'è razze di aiaron. Io sono là de drette a platamite metane. A me mi ha piaciuto, ho sfidato l'aiaron e ho svolato tra noi. Io ho avuto un tic di pore. Io invece ho chiamato Rubie e Volp e ho sin là sintetane di ors. C'è ben che siamo stati, tutti insieme non vi imporre di noi. Vigli, sapevi tu che dentro di un rettangolo puoi stare 2 quadrati, oppure 4, 5, 6. Al può essere il rettangolo o alto, o largo, lungo, o infinito. Mi viene il mal di chiave come a pensare, anche a te? Se tu pensi, sì, il quadrato è una forma speciale di rettangolo. Sì, perché tanto il rettangolo ha 4 cantoni compagni e anche le diagonali sono compagni. Sacrabolt, intanto che tu dormi, tutto involucrato, tu hai proprio la forma di un rettangolo anche tu. La geometria è da perduto, no, mo fruz. Mamma. Vigli, uè, e venga a chiatarmi la mia Veronica, che non vi ho di tanti. Sono tutta emozionata. Tu hai di sapere che io e conosco una lingua un'evore particolare, che si fevele culismans. Sì. No, non sta preoccupati. Anche gli storciatutis avan benon. E ieri vado un'email. Io dico che non scrivi. Mandi Daria. Sai tu che a scuola o hai une amiute sorde? Ma tu sai tu c'è molto che si chiama la lingua des persone sordis? Mamma? Gioia. Oh, c'è bien, Gioia! Tu non scrivi proprio in te giornate giuste. Uè, e venga a chiatarmi la mia Veronica, che conosce proprio la lingua dai sensi. Sì, è questa la lingua che adoprano le persone sordis. E è una lingua che si fevele con gli mans e con le espressioni de muse. C'è di seso, frus, se io domandassi a Veronica di insegnare un salto? Suona il campanello. Volevo dire che io proprio te già arrivate. Mandi Veronica, c'è bien, uditi. Mandi Daria. Già dell'ore si inchiatati. Oh, sono proprio contenta di vederti qui. Ho ieri proprio da ora di ai frus di chiesa che tu conosci su una lingua, la lingua dai sensi che io voleresti insegnare. Ci pensi tu? Volentieri. Beh no. Allora, intanto.
Ma c'è se sto da ora dimmi, scusa. Daria, ti hai domandato? C'è molto che tu stai? Ah, sto bene. Ben, ascolta, mi ven proprio che pensiero. Perché non podino provare a insegnare i frus di chiesa con queste domande a dire c'è molto che si sentono o a esprimere le nostre emozioni. Che pensi tu? Belle idee. Beh no. Allora chialimi e fas come me. Chest al sen par content. Così? Content, sì. Brave Daria. E se io fossi avvilita? Ah, allora tu fasi così, chiale. Avvilit. Occhio, chiale ben la mia muse. È importante accompagnare i movimenti dalla smas con la espressione giusta dalla muse. Riprovin, Avvilit. Giusto. Avvilit. Sas tu, Veronica, che timpin da ur o hai imparato gli speraulis per esprimere le emozioni per inglese e ue mi capite di impararlo con la lingua dai sensi. C'è biel con tutti questi slanghi. Ben, ascolta, come o vuoi provare a imparare e a indovinare di bessole quali sono i sensi che tu mi mostri. C'è disto? Perché no? Così tu alleni si tiei voi a chialare tutti i dettagli. Allora, volevo giocare con me? Tacchin. Tacchin con che? Chialimi, Daria. Is così? Sì, giusto. Brave, Daria. Forse il lapore? Giusto, indovinato. La prossima, qual è? Occhio, Is così forse la maravè? Brave, Daria! Giusto. Chiale che scumo, Attente. Che non mi ricorda nulla di biel. Is forse la rabbia? Sì, proprio te che, Daria. Fasino, un ultimo? Sì. C'è disto? Che un po' poi biele, Is forse la gionde? Ah, sì, proprio te che. Daria, sono un'evore contenta di essere stata qui con te, però come mi toglie proprio là. Ah, salutami vigli, Oh, mamma. sicuro, ma prima di la via, salutini i frus di chiesa, c'è disto? va con la bene. lingua dai sensi. Va bene, Daria. Sei tu pronta? Sì. Mamma. Mamma. Volevo farmi domande su altri argomenti che avessi tante curiosità? O volevo fare una dedica? Mandai a mamma che aiut sportel furlan pont e u o mandai un WhatsApp al numero 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. Volerai tutto in trasmissione. Fazimo un gioco. Vi dico se state attenti di lunghe puntate. Tra questi sensi che non ha mostrato Veronica,
Qual is al quel pardì che tu sei scontent? Provai a rispondere in 5 secondi. Il sental miec è la risposta giusta. Vi odin come se si riguardais qual è il sen par gionde. Oves 5 secondi. Pronti? Via. Il sen par di gionde è il prim a ciampe. Beviso indovinato? Bravs. E sempre tra questi 3, qual è il sen par di che tu aspore? O se sta sparda bon bravs, il sen par di pore è il prim a man drette. Fue o l'invie, lì di Martina in fattorie. Met une barette. E chiol une borsette. Come frus e tacche, tante musiche con sacche buracche. Mandi frus, mandi a duc de bande di Martina e benvenuti a Sacche Buracche. Penso vi duce queste fasint. Netà, i prasse e i bosc è una mia grande passione, ma la mia più grande passione sono gli sfilainis e che di voi attacche con noi proprio dalla nostra serie. Sì, avete capito? Sacche Buracche. Ma vi odin la nostra mia Nicole Cemut che fa queste filaine con la sua chitarra e con la sua bellissima voce. Clamille, Nicole! Nicole! Le filaine di Sacche Buracche. Sacche buracche, mani di sappe, voli di bo, chiappi l'utotò. Sacche buracche di donne cattinate, di donne catarine, e io col culta la farina. Sacche buracche di donne cattinate, di donne catarine, e io col culta la farina. Sacche buracche, mani di sappe, voli di bo, chiappi l'utotò. Sacche buracche di donne cattinate, di donne catarine, e io col culta la farina. Mandi frus! Brave Nicole, bravissime come sempre. Ma veso veduce bel pues cacciatat per queste filaine. E come varreste proprio voi di sapere la che le finite DJ Tubet, che lì alle sempre a tor. DJ Tubet! DJ Tubet!
benvenuti in questo look meraviglioso. Davanti al lac, per sacche buracche. Hey, sacche buracche, mani di sape. 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 Voli di bo. Chiappilu to. Hey, sacche buracche di donne catinate, di donne catarine, io curculta la farine. Sacche buracche di donne catinate, di donne catarine, io curculta la farine. Sacche buracche, mani di sape. 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 Bravo DJ Tubet, ma avete veduto in c'è puoi scalare, bellissimo e c'è aghe blu. Beh, Frus, anche per voi sacche buracche è finite. Si vediamo alle prossime. Mandi! Frus, come alta che ghiti! Se pronti per divertirsi con stelle, ghiti e i loro amici. Uspietin anche su www.ghiti.it in un mondo di giochi, letture e videos. Un gioco nuovo. Fazendo un gioco nuovo. Fasin che il dai memes. E c'è giochisa. Io ho fas moz e tu has di risolvi l'indovinel. Ma c'è bien. Son tanti mots per capissi. Il gioco dai memes. E la risposta è noi. Orpo Kitty, c'è bulo che tu sei. Grazie Stelle, anche tu hai snaita al fatti capì. L'importante è provare. Qui vuoi a Giacomo? O passarai mio orco pues. C'è via le giornate, vuoi, vigli. Imparare una lingua nuova è sempre un'evore emozionante. Ah, sì, vero. Tu non tu ieri. Beh, pies per te. Però ho imparato a dire che ti vuoi tan bene e che
tu sei un pelandron. Lo hai imparato di queste parti con la lingua dai sens. Maman, frus. Ieri va della giornata, Vasarino l'eridate, con bravura io t'aldis, la mia dumpa in chiamis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se musti di, ogni di si fa così, tutto il miel do gran furlan,